Con la firma di un protocollo d'intesa inizia a prendere quota l'idea progetto proposta dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la riqualificazione paesaggistico-ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero tra Maddalusa e la foce del fiume Acragas. Presenti tra gli altri il sindaco Calogero Firetto ed i rappresentanti degli enti interessati, Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, il parco archeologico, l'azienda foreste ed il demanio. L'idea progetto è finanziabile con fondi europei di un bando pubblico della Regione Siciliana, assessorato regionale agli enti locali, a cui ha deciso di aderire il Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Un progetto importante per la fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione e valorizzazione per lo sviluppo turistico della provincia di Agrigento. Il progetto turistico-ambientale dovrà sposare il sistema urbano paesaggistico di Maddalusa, foce fiume Acragas, area caratterizzata da dune, arenili ed un'antica fascia boschiva che fa da collegamento con l'abitato di San Leone. La foce dell'Acragas è stata nelle varie epoche il caricatore e il porto canale sia in epoca ellenistica che nel periodo romano con il Florido Emporium. Quest'area, particolarmente attrattiva dal punto di vista storico, archeologico e culturale, vede anche la presenza di una cospicua fauna stanziale ed assume quindi un valore interessante dal punto di vista naturalistico. Altro importante tassello del progetto riguarda la realizzazione di opere di restauro dei percorsi culturali che dal ponte di Maddalusa arriva alla Focetta, che i meno giovani ricorderanno bene. La struttura, infatti, una volta recuperata, potrebbe diventare l'antiquarium archeologico del mare, nonché il museo aperto della foce con esposizione di reperti archeologici subacquei, con una sezione naturalistica riferita alla peculiarità di fauna e flora della foce e soprattutto un centro di accoglienza turistica e di educazione ambientale. Un progetto veramente ambizioso, ha dichiarato il sindaco Firetto, condividendo integralmente la proposta del Libero Consorzio Comunale per collegarla alle celebrazioni per i 2600 anni di Agrigento, valorizzando altresì la vocazione marinara della città con altri tesori da scoprire della nostra antica Acragas.